Scatman's World. Veneziano, vai ragazzi per la quarta tappa Le Mans, piove. Vai ragazzi, andiamo. Finora siamo settimi in campionato, ragazzi, veramente one disaster. Il comandone, meno male che ci stiamo riallenando su questo MotoGP, perché poi quando prendiamo quel 14, appena arriverà il PC, saremo molto più allenati, perché ragazzi non mi aspettavo un comandone così in difficoltà. Non giocavo da quasi un anno e la situazione è veramente l'è disperata. Mamma mia che rischio qua, Marquez che cazzo fa? Marquez si è incazzato. Dai che ho voglia di stare con i primi, cazzo. 14° posto per il talentissimo spagnolo. E che c'è Escargot l'autista. Escargot l'autista. Bravo, dai Marchetto, vai Marchetto Marquez. Incidente per qualcuno, io godo. Edwards, il piccolo Edwards. Incidente per Edwards. Beh, Marquez spinge a cannone. Wow! E dai che siamo già vicini ai primi. E comincia a piovere in quel di Le Mans. De Pugnetta e Will Smith, ragazzi. De Pugnetta e Will. Siamo tra i primi, oggi possiamo andare a podio, oggi me lo sento a podio, oggi l'è podio come andiamo. Ok, settimo posto, primo giro completato, giro record per il magnifico, nei sociali innominabili c'è Crashlow, l'innominabile. Occhio, bravo Kuma. Giro record di Marquez, ragazzi, Marquez scatenato. No, figlio di puttana, che errore. Non ci voglio credere, un'altra gara buttata via. Adesso devo farmi un culo così per recuperare. Ma porca miseria. Sarà sofferenza, 14° posto ingiusto. Che schifo però. Se devo tirare come un disperato, avremo Lincoln davanti, il piccolo Lincoln davanti. Guarda che frattura tra i primi, guarda, incredibile però, non ne va una giusta, è meglio avere problemi adesso per poi essere belli allenati per MotoGP 14, però che palle! Vai come vola! Vola piccolo Kuma! Vola Marchetto Marquez, vola! Ok, siamo tutti qua, adesso però chiaramente i primi sono più distanti. Record di Lorenzo. Record del magnifico, Occhio come va pianin. Ma non sbaglio. Madonna, ancora ho rischiato. Settimo posto come andiamo. C'è De Pugnetta adesso. C'è De Pugnetta, ma sono molto lontani i primi, porca miseria. Devo essere già a giocarmela per la prima posizione, invece no, il coglionazzo deve venirmi addosso. Dai, come tira la cannone. Che possiamo tranquillamente recuperare, dai. Cioè che purtroppo dal sesto in poi sono lontani. Ma guarda che incidente che dovevo fare per colpa di un deficiente. Che non mi ricordo neanche chi, quindi vedete quanto deficiente è. Dai che De Pugnetta è mio.
Dai Marchetto, Marquez, dai Marquez, dai Marquez. Possiamo superarlo De Pugnetta il prima possibile. Ciao De Pugnetta. Dai, tirala, gira record di Rossi. Ma forse Marquez fa il vero fastest lap. Mancano ancora giri comunque, la possibilità di vincere o comunque di arrivare almeno a podio c'è. Cosa ho fatto? Ma stai scherzando? Ma vai a cagare. Ma per favore, ma lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere proprio. Non so dove sto avviso di chiamata proprio. Sempre sto errore in questa puttana di curva. Dai che dobbiamo recuperare. Possiamo e dobbiamo recuperare. Brad Pitt davanti. Ok. E siamo anche nel mirino di Brad. Dai. Ormai nel nostro mirino Brad. Se devo stare attento a non prendere squalifiche, chiaramente perché ho già l'avviso, non capisco neanche il perché onestamente, ma va bene. Ciao Brad. Ok, quinto posto. Adesso abbiamo vizioso. Giro record ancora di Marquez. Bravissimo, dai. Dai che voglio il podio, dai che lo pretendo. Vizioso e Camomillo. Ragazzi. Vizioso e Camomillo. Per il podio. Vizioso e Camomillo per il podio. Il Cube spinge. Adesso me li posso superare tutti quanti in questo giro, cazzo. Me li posso superare. Tensione perché finalmente vedo che ho le possibilità del podio. Ce l'avevo anche in Qatar, buttato via per un errore scandalosamente scandaloso. Incidente per escargot. Dai, adesso Vizioso e Pedrosa sono miei, dai. Dai Come. Stiamo attenti a non fare cazzate della chicane maledetta. Ok, bravissimo, dai Come quarti. Vai Come quarto. Che c'è Camomillo, vai che superiamo Camomillo, che è primo anche nel mondiale mi sembra. Camomillo, devo stare davanti a Camomillo per recuperare qualcosa. Mamma mia che lotta con Pedrosa. La gomma chiaramente è finita, ormai è una costante, molto bene. E Vizioso torna davanti. Ce la fare, non riusciamo a stare davanti a queste due moto. Purtroppo pago la gomma, cioè io purtroppo consumo le gomme. L'unico al mondo che consuma le gomme così sono io, molto bene. Non ci credo. Siamo comunque quarti perché ha sbagliato, quindi aveva sbagliato davanti anche Lorenzo probabilmente. Non ci ho capito una mazza. Beppe, Cosa ho sbagliato però? Non aveva sbagliato anche davanti Lorenzo Rossi o non so chi. E siamo quarti. Però non basta. Rossi Lorenzo, che cazzo era? Rossi Lorenzo.
Pedrosa, a cagare. Final lap. Niente, non ne va una giusta. Non ne va una giusta, non c'è niente da fare. Purtroppo non ne va una giusta. Ma cerchiamo di non sbagliare. 2 incidenti eppure sono quarto. Pazzesco. Questa era una gara che era vinta sicuro. Dio mio. Non c'è molta fortuna in questo inizio di stagione, però. Sto primo podio dopo tanto non vuole arrivare. Concentrazione per queste ultime curve, che un quarto posto comunque non è male, anche se è chiaro che col potenziale di questa gara si poteva tranquillamente vincere, ma va bene. Anche questo è il bello della MotoGP. Occhio. Va a vincere Rossi. Per Marquez quarto posto, i miglioramenti ci sono, ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Me lo sto riprendendo un po' la mano, però dai. Vediamo la classifica. I protagonisti della gara raggiungono il parco chiuso, noi diamo uno sguardo. La classifica dice quinto posto a meno 46 da Pedrosa. Lotta veramente dura, raga. Un saluto da Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano.